Eh, ma siamo qui, mi hanno chiesto di Lalla. Lalla, bisogna vedere, perché questa ragazza, secondo me questa ragazza è un po' scarpestratta. Cioè, non si possono dare le colpe a una persona che non ha le colpe di, come si dice, che possa avere le colpe una persona. Perché Lalla, sì, è brava persona, per carità, non c'è niente da dire. Lalla è brava persona, quella, che sia chiaro. Cioè io adesso sto aspettando che arriviate, perché per dare una spiegazione di questa ragazza Lalla, perché adesso pare che si stia interessando anche chi l'ha visto. Eh, sì, si sta interessando anche chi l'ha visto, perché Lalla dice che non c'è più, non c'è più. Però bisogna capirla questa Lalla, perché Lalla era, è stata sempre una brava persona. E con le, diciamo, un po' con i pro e i contro. E questa parola pro e contro sembrano stupidaggini, però è vero che ci sono i pro e i contro proprio per l'Alla. Perché praticamente l'Alla è successo questo, che lei un giorno stava camminando in questa foresta sarda, verso Foresta Burgos, che camminava questo, verso Foresta Burgos, correva. Cioè, beh, c'era proprio la faccia del principe. E sembra che stia. Però lei andava in questa foresta, camminava, vagava nella foresta giorno e notte. Era 15 giorni lì abbandonata che correva. A un certo punto incontrò Maria Pintaura, che Maria Pintaura nella storia dei bambini di Oristano è stata proprio una cosa traumatica. Maria Pintaura. E lei ha incontrato Maria Pintaura che gli ha fatto questa specie di filtro magico, l'ha toccata con la bacchetta magica. L'ha toccata con la bacchetta magica e lei e l'ha riportata, praticamente l'ha riportata 100 anni indietro, esattamente l'ha riportata al 1921. Ecco perché poi lei è andata a cominciare a giocare con tutti i giochi antichi, allora monta a giocare a quadrufotisi. Lei era una di quelle che si era messa prima di tutto i pantaloni, una donna con i pantaloni, allora era proprio la scomunica. La Chiesa non voleva mettersi i pantaloni, non voleva né la donna con i pantaloni né neanche la donna che fischia. La donna che fischia della donna è maledetta dalla Madonna, dicevano, in antichità dicevano questo. Infatti la donna non poteva fischiare neanche mettersi i pantaloni, lei si era messa i pantaloni. Abracadabra, che abracadabra, è proprio così. E quindi l'aveva toccata con questa bacchetta magica. E allora lei scappava da scuola, la trovavano arrampicata agli alberi, certi alberi che lei non poteva salire, ci riusciva a salire, proprio si arrampicava, poverina. Scusate che bevo acqua perché la gola si asciuga. Quindi a un certo punto questo Lalla non c'è più, non è che non c'è più perché cioè, no, che sia morto, no, Lalla c'è, però non c'è più in quella situazione che lei era quando era qua, capito? Quindi Lalla è inutile che chi l'ha visto si mette a cercarla, a raccontare le cose che non sono. Lalla c'è, solo che lei è traumatizzata da questa cosa della strega che l'ha toccata con la bacchetta magica. Ma Lala non c'è più, si è fidanzata ormai, cioè è questa cosa qua,
E allora lei continua a correre, pare che stia correndo nelle campagne, nelle foreste Burgos. Foresta Burgos in Sardegna. Sardegna è lontano, Poi i sardi già lo sanno quello che sto dicendo, e anche i continentali, perché sono venuti in Sardegna, hanno visto che cos'è la Sardegna, sia d'estate che anche quando in autunni e negli inverni. Quindi questa cosa di Lalla adesso sta diventando proprio una cosa pesante, sembra che sia diventata virale questa cosa qui. Mi sa che Lalla si è stufata, no, non è così. Lalla la stiamo cercando, perché lei è stata toccata dalla bacchetta magica della maga Pintaura. Allora, Maria Pintaura pare che sia nata dentro l'asilo infantile di Oristano, che c'è una stanza lì buia, e quando passavamo, che eravamo bambini, che c'era anche Lalla lì nell'asilo infantile, c'era Sor Vincenza, signorina Dorotea, c'erano tutte queste, ed era pericoloso, ci dicevano non guardate quella porta perché è pericoloso, che c'è Maria Pintaura. Buona Pasqua anche a voi, già glielo dico a Benito, buona Pasqua, grazie. E quindi c'era, nell'asilo c'erano tutti questi bambini, c'era Peppino Ovino, c'era Garau, c'era Figusu, c'era tutta la Collo, Tollo, Orto, Porco, Trono, Lenzo, tutti questi cognomi erano tutti ammucchiati lì dentro questo asilo infantilio. E c'era Maria Pintaura dentro quella stanza, che era pericoloso. Dice, quando passate davanti a quella porta mettetevi la mano davanti agli occhi che è pericoloso. E allora, siccome c'era il pericolo, noi passavamo con la mano nella faccia e non guardavamo quella porta. E adesso sembra proprio che Lalla sia stata proprio toccata dalla bacchetta magica di Maria Pintaura e l'ha riportata nel 2021, 100 anni indietro. Poverina, è disperata. Sicuramente bisogna aiutarla, perché poi lei sembrerebbe che lì nella foresta Burgos ha incontrato il cinghiale. Lei, come ha visto il cinghiale, gli ha detto che bello che sei al cinghiale. Il cinghiale la guarda con aria un po', poi gli ha detto che bella una cipolla, perché il cinghiale c'ha la voce rauca, sembra che la voce così sembra che sia uno che fuma, invece il cinghiale non fuma, l'abbiamo scoperto che non fuma proprio. E gli ha detto bella una cipolla, io non sarò bello, non mi prendere in giro. E lei gli ha detto a me mi piace così. No, non ti piace niente, vattene via. Ed è stata scacciata proprio anche dal cinghiale. Che questo è... ciao Davide Ibba, come stai? Sto parlando di Lalla, mischinetta, che è un periodo che la stiamo cercando e che non la troviamo. E allora il cinghiale l'ha scacciata. Essere scacciati dal cinghiale è una maledizione. È una maledizione. Buona Pasqua anche a voi. Cosa sto facendo? Sto parlando di questa ragazza che è sparita, di Lalla. Ve la ricordate? Zuppa di verdura con le cipolle cotte, come la faceva Lalla. L'aglio e le zucchine, che buone che sono, come la faceva Lalla. Il cotechino cotto bacinato fino fino, come la faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pironi, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì, e boh! E allora vi stavo parlando che lei è stata scacciata dal cinghiale. Essere scacciati dal cinghiale è brutto, non è una bella cosa. Io me lo immagino, perché poi ti rimane nella carta d'identità. Sei stata scacciata dal cinghiale, perché lei è 100 anni indietro. Poi sempre camminando, ha incontrato la gallinella scalza, che è una gallina sarda. Si chiama gallinella scarsa non perché è scalza, ma perché la chiamano così perché gallinella scarsa è nelle campagne di Burgos, questa
che ci sono montagne, colline, ci sono cavalli selvaggi, ci sono anche i daini, ci sono tutti animali selvagici, una cosa incredibile, bella. E lei ha incontrato la gallinella scalza, e la gallinella scalza, come l'ha vista, gli ha detto: come tu mi hai disfatto il nido, mi hai rotto tutte le uova. E lei ha detto: ma io sto cadendo dalle nuvole. No, sei caduta sopra le uova mie, le ha detto la gallinella, gli ha detto: sì, sei caduta sopra le uova mie. E allora corre, scappa, poverina Lalla, e scappa, corre e si perde nelle campagne di Eustisi, campagne di Eustisi lontano. Correva e inciampava, si alzava, poi ricadeva e si ripuliva e si rimetteva a correre, poverina, povera ragazza, rincorsa dalla gallinella scalza. La gallinella scalza era un po' tra il rosso e il giallo, questa gallinella, cioè era vestita quasi da gallo, questa gallinella scalza, e la rincorreva e gli beccava il culetto, poverino, e lei gridava: mi fa male il culetto che mi sta pizzicando la gallinella scalza. E lei correva sempre con questa cosa della gallinella scalza. Ciao Paolo, Tronci, come stai, signor Tronci? Sì. Tutto bene? Sì, sì, sì. E poverina Lalla che correva. Allora, dopo 6 settimane è rientrata a casa, che era anche abbronzata ormai, perché il sole prendeva il sole tutte le mattine presto, perché correva nella campagna. Ciao Francatola, come stai? Tutto bene? Sì che stai bene, già si vede che stai bene, che l'ha fatta. Correva, poverina, ed era rientrata a casa. Allora si butta nel letto e dorme, questo sonno pesante. Poi sempre nel sogno, lei si sveglia nel sogno, sognando quel sogno, si sveglia e trova il principe azzurro. E chi era il principe azzurro? Il figlio di Piroggi. Nel sogno però, perché pare che abbia bisticciato anche con la... ciao Ella Pagani, come no, Paganetti. Ciao Paganetti, come stai? Grazie Paganetti. E quindi come si è svegliata, si è trovata il figlio di Piroggi, se l'ha trovato davanti. Un'altra cosa, mi hanno detto di annunciare che ormai siete 25.000 Orgufans nel gruppo. Auguri a chi oggi compie gli anni. Tanti auguri a voi. Vediamo chi è che compie gli anni. Vediamo, dai, scrivete chi compie gli anni, che gli faccio gli auguri in diretta. Ciao Paganetti, ancora lì sei. Ciao Bitan. E poverina questa Lalla che si è svegliata nel sogno, sognando, si è trovato il principe azzurro di Piroggi, il figlio di Piroggi. Ciao Giovanna Serusi, Chiara Pizzari, ciao. Pizzanti, ciao Giovanni. Quindi bisognerebbe adesso interessarsi per trovare a Lalla, perché pare che sia andata a casa, ma non è in casa, perché l'hanno cercata anche in casa, perché Lalla non c'è più. Si stanno interessando adesso di Chi l'ha visto, tutta la banda di Chi l'ha visto, perché la devono trovare. Era vestita con un paio di pantaloni a righe. Ciao Ella Paganetti, come stai? Tutto bene? Sì, sono contenta che ci sia anche tu. Vediamo chi è che ha fatto il compleanno oggi, vediamo, Buona Pasqua anche a voi, grazie. Ciao Aldo. Ma sei alto o sei basso? Come sei? L'altezza com'è?
Barbara Perria, ciao. Barbara Perria, bisognerebbe fare una cosa. Barbara Perria, Barbara Perria. Torniamo al discorso dell'Alla, che come vi stavo dicendo prima, l'Alla, che praticamente lei è stata toccata dalla bacchetta magica di Maria Pintaura. Maria Pintaura l'ha toccata con la bacchetta magica e l'ha stregata. Lei dice che era la strega buona, però streghe buone non ce ne sono, perché tutte dicono che sono buone, ma non sono buone. Ciao Flaviana. Ciao, come stai Flaviana? Ciao Guido. Luca Vinci. Quanto hai vinto? Paolo, come stai? Ciao Silvio. Antonella. Antonella. Valeria. Niente. Niente putz. E cosa vi stavo dicendo? Torniamo all'Alla, perché è importante che noi parliamo dell'Alla, perché poverina bisogna che la troviamo questa ragazza. Intanto volevo salutare quei bambini che cantano la canzone di Lalla, perché Lalla è rimasta nel cuore a tutti quanti. Sì, che ci sono questi bambini piccoli che cantano la canzone di Lalla. Se i genitori mi mandano il permesso, ve li faccio vedere, sono veramente bravi. Ciao Sergio, li ho sentiti cantare, sono veramente bravi cantando. E bisognerebbe fare un appello, fatto anche dai bambini, per far tornare all'Alla a casa, perché l'Alla deve tornare a casa, che la famiglia la sta aspettando, e anche il fidanzato Pironi la sta cercando, poverina l'Alla. Sì, io me la ricordo quando eravamo all'asilo, Lalla. La mamma gli faceva sempre l'uovo con le cipolle, infatti quando parlava con lui sentivo questo odore di cipolle, mamma mia, una puzza di cipolle. Poi dovevano essere cipolle che non erano neanche cipolle sarde, cipolle continentali, una puzza, mamma mia. Ciao Sebastiano, ciao Fodde, come stai? Domenico Sordi, parente di Alberto Sordi. Io me la ricordo all'asilo. Noi invece portavamo come si chiama, il panino con dentro la mortadella. Che buona che era la mortadella. Molte volte mia mamma mi metteva la marmellata con la mortadella. Era un po', però poi ti abituavi e mangiavi mortadella con marmellata. Ciao Mario Serra, come stai Mario Serra? Ciao Enrico, spesso e volentieri. Acqua. Ciao Mario Serra. Ciao Maura. Buonasera anche a te Maura. Ciao Gianni, come va Gianni? Tutto bene? Sì, mi raccomando, fate gli auguri all'Alla, fategli gli auguri all'Alla e ditegli che torni a casa. Aldo Lisci, digli all'Alla che ritorni a casa. Anna Caria, anche tu. Ela Pagani, Mauro Vacca, Teresa, diteglielo, Effisio, bisogna che torni a casa. Ciao Tamara. Bisogna dirgli all'Alla di ritornare a casa, che la stanno aspettando i parenti, che sono tutti disperati, poverini. Ma l'Alla non c'è più, si è fidanzata ormai, ma non è vero che si è fidanzata. Perché pare che anche il figlio di Pirone sia andato in giro cercando con le guardie notturne, con i baraccelli, con la guardia forestale, a cercarla nelle campagne di Burgoso. E pare che abbia questi pantaloni a righe. Non so se il pantalone era blu o se... perché se il pantalone è color camouflage, se è camouflage non lo trovano più perché si confonde con la foresta. Auguri all'Alla, grazie, era ora che mandavate gli auguri all'Alla.
Sì, sì, sì. Il primo a cantarlo è stato Fede, sì, va bene. Ah, ecco, c'è una che sta stirando. Mentre stirate, ascoltate questi messaggi perché sono importanti, che bisogna fare ritornare a casa Lalla, perché non si può dire Lalla non c'è più e poi è finito, è tutto ormai. No, zuppa di verdura con le cipolle cotte, come la faceva Lalla. L'aglio e le zucchine che buone che sono, come le faceva Lalla. Il cotechino bacinato fino fino, come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col piglio di Pironi si è agganciata e resta lì. Ciao Coco. Ai 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 ai. Oi, oi, oi. Ovidio, poi c'è Carmela, Antonio, Nicola, Giuseppina, che belli che siete! Io intanto vi faccio gli auguri di Pasqua a tutti quanti e speriamo che Lalla per Pasqua torni a casa. Speriamo che Lalla torni a casa a Pasqua perché la stiamo aspettando. Siamo disperati. Lalla, torna a casa tua. Ai, ai, ai. Ecco, cosa sta facendo Lalla in giro? Torni a casa. Grazie della salute. Sì. Torna domo, Lalla. Ciao Federico. Ciao Luca. Lorenzo, come stai? Maria. Maria Caparelli, come stai Maria Caparelli? Tamara. Roberto Ibba. Sì. E quindi vi stavo spiegando che la buona volontà di cercarla Lalla ce l'abbiamo, però non sappiamo da che parte girarci. Perché tra la gallinella scalza e il cinghiale, che poverino anche il cinghiale si è dato da fare, voleva semplicemente lei voleva fare un complimento al cinghiale, il cinghiale si è offeso. Si sente anche il gallo cantare, deve essere il marito della gallinella scalza, quello che ha pizzicato il culetto a Lalla. Ciao Marco, come stai Marco? Ciao Massimo Podda. È andato a cercare a Lalla. Buona Pasqua anche a voi, grazie. Ciao Mario Serra. Tutto bene? Ciao Raimondo. Pietro. Pasquale. Mario Serra. Sì. Bisogna stare attenti. Se sapete qualcosa di Lalla, dovete dirlo subito. Vi ripeto che la stanno cercando anche a chi l'ha visto. Ciao Lorenzo. Ciao Aldo Seppi. Ciao Nuccio. Ciao Martina. Consuelo, Pietro, Anna. Già glielo dico Benito che è grande, già sa che è grande, l'età che ha, E cosa vi volevo dire? Purtroppo alcuni di voi magari non c'erano al momento che ho iniziato, perché stavo spiegando che Lalla praticamente quando era all'asilo si parlava di questa Maria Pintaura, che Maria Pintaura era una persona, cioè era una specie di strega, una strega. Dicevano che era la strega buona, ma era la strega perché streghe buone non esiste da nessuna parte. Abbiamo anche nei vocabolari, abbiamo guardato, ma non esiste la strega buona.
perché quando uno è strega, certo. Della Calabria, un saluto dalla Calabria. Ciao calabresi! Che bella la Calabria, chi ce l'ha se la tiene la Calabria, non lasciatela andare da nessuna parte. E che vi stavo dicendo che questa qui era la strega buona, ma non era la strega buona, perché le streghe sono tutte cattive. E lei era stata traumatizzata da questa strega perché l'aveva toccata con la bacchetta magica e l'aveva fatta ritornare indietro di 100 anni. Oh, nulla, 100 anni è molto. Si mette a contare. Ciao Michele. Michele Di Luciano. Ciao Claudio. E allora 100 anni indietro, quindi ecco perché ve l'ho detto prima che lei fa tutti questi giochi antichi, fare la campana per te, giocare a campana, giocare a ping pong con il pezzo di legno, con la racchetta, giocare a luna monta, correre con una bicicletta che è ancora di quelle prime biciclette che avevano inventato, riportata indietro proprio nel tempo, 100 anni indietro. E allora le pare che l'abbiano vista passeggiare nelle campagne di Burgos, proprio isolata, che cammina con la testa così in alto che non riesce a capire più niente. Pare che la bacchetta magica l'abbia stordita. Ciao Faedda. Ciao Filippo Marrone. Perché quando ti toccano con la bacchetta magica non sei più tu, sei un'altra. Sei un'altra persona, se sei un uomo sei un altro, se sei una donna sei un'altra. Ciao Pietro. E quindi, ciao Tinella. Tinella manca, Tinella non c'è. No, è Lalla che non c'è adesso. E quindi lei gira così un po' svampita, buttata un po' da una parte, un po' dall'altra. Non riesce neanche a gridare, neanche a dire niente, non riesce proprio a rispondere a niente. C'è l'oca che mi sta guardando, guardate, la vedete l'oca? Vedete l'oca che bella? Qua, vieni. Hai visto l'oca? Che bella l'oca. Cosa vi stavo dicendo? Quindi all'ala bisogna stare attenti, bisogna cercare, se la vedete, date segnalazione a chi l'ha visto. Perché l'ala è importante, che se non c'è l'ala poi non si va avanti. Perché c'è questa canzone di Lalla che la cantano questi bambini che sono innamorati di questa canzone. Zuppa di zucchine con le pelle cotte come lo faceva Lalla. L'aglio e le zucchine che buone che sono come le faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col piglio di Pironi si è agganciata e resta lì. Ciao Caffeno, come stai? Ciao Claudia, Marco, Aldo, oh che Aldo che sei, Cristina Cocco, ciao. E quindi torniamo, che lei quando ha incontrato il cinghiale, le ha detto al cinghiale che bello che sei. Il cinghiale, essendo un animale che per natura rimane un po' ispido, mi piace la parola ispido, l'ho inventata adesso io, ispido. Il cinghiale rimane ispido e lei gli ha detto che bello che sei. Il cinghiale si è sentito preso in giro dall'alla. Ma Lalla è in buona fede, gli ha detto sei bello perché mi piace, a me i cinghiali piacciono, gli ha detto. Sì, a te ti piacciono i cinghiali, ti piacciono arrostiti. No, ma cosa dici? È un'eresia quello che stai dicendo. No, già te conosco io che sei tu. Ciao Claudia, ciao Michele, ciao Gianluca. E poverina Lalla ha cercato di convincere il cinghiale, ma lo sapete come sono fatti i cinghiali? Poi i cinghiali sardi sono testa dura, non fa. Il cinghiale sardo è proprio testa dura. Ciao Tamara, ciao Stefano. Mario, come stai? Ciao Pietro. Vi stavo dicendo, quindi i cinghiali sono testa dura, sono testardi.
sono peggio dei cinghiali sardi, una cosa incredibile, non si riesce a capire perché il cinghiale è così testardo, neanche l'asino è così testardo, una cosa incredibile. Sì, e quindi Lala si è immersa in questa campagna, in questa foresta, ciao tronconi, e non riescono a trovarla, pare che sia nella foresta, pare che sia nella zona di Burgos, nelle montagne di Burgos, nelle foreste. Voi me lo immaginate, foresta a Burgos, che lì lei dice che la sta rincorrendo sempre Maria Pintaura. Maria Pintaura è una strega maga, che ha lo spillo lungo lungo per pungere tutti i bambini che fanno da cattivi, che non danno retta ai genitori. Questa Maria Pintauro, cioè questo spillo lungo lungo, e la spilla ha la punta rossa, rossa fuoco. Tutti i bambini che fanno da cattivi saranno punti al culetto col pungiglione della strega. Bisogna stare attenti, bambini fatte da bravi. Ciao Cristina. Perché sembrerebbe che questa strega gli hanno detto che ci sono bambini cattivi in giro, che fanno i capricci alla mamma e non si comportano bene in casa, che non fanno i compiti, perché oggi i compiti bisogna farli a casa. Lalla ha avuto l'intossicazione, ecco già, sta arrivando qualche riferimento. Se avete notizie scrivetele, le dovete scrivere lì, che noi poi le diciamo al telegiornale, perché si sta interessando chi l'ha visto. Vediamo un po', Ciao tronconi. Quindi poi c'è stata la gallinella scalza che si è offesa perché dice che Lalla gli ha distrutto il nido e gli ha rotto le uova. Non è vero, perché se gli avesse rotto le uova lei avrebbe avuto le scarpe sporche di uovo, o le mani con l'uovo attacca alle dita, tipo colla. Ciao Pietro, come stai? Ciao Michele, Carlo, Giovanni. Quindi bisogna che tutti collaboriamo per trovare Lalla, perché Lalla è importantissima. Ricordatevi che l'hanno vista dove? Riscriverla, perché il maresciallo Servi sta cercando anche lei. Infatti ha telefonato, ha detto: ma dove state cercando? Ha chiesto il maresciallo Servi, e noi gli abbiamo spiegato che stiamo cercandola dappertutto. Bisogna trovarla, poverina. Quindi c'è in moto la forestale, la polizia di frontiera, ci sono i detective privati, il maresciallo Servi l'abbiamo già detto che la sta cercando anche lei, con tutta la caserma che si è aperto lui, perché il maresciallo Servi si era aperto una caserma per conto suo e ha fatto questa caserma meravigliosa che è nuova, è una caserma attuale, cioè che se tu hai fatto un reato vai e ti denunci per conto tuo, senza stare lì a chiedere fogli, a scrivere, andare a denunciare. No, la denuncia te la fai da sé, è più sbrigativo, online, capito? La fai online. E poi se devi essere arrestato ti puoi arrestare da solo, capito? Ti puoi arrestare, l'arrest service si chiama. L'ho vista l'altra sera, cosa faceva? Le stanno mandando delle notizie che però non sono complete, dovete scrivere, che si deve capire bene dov'è. E quindi il maresciallo c'ha questa caserma, sono andati anche lui, è andato con tutta la caserma dei suoi carabinieri a vedere se riescono a trovare Lalla, perché sembra che
che siano vicini ormai a trovarla. Io mi auguro che le forze dell'ordine siano così ordinate da stanno arrivando notizie, notizie buone, sembra che l'abbiano quasi vista, quasi, non si sa perché l'hanno vista di spalle. Un abbraccio, grazie, già glielo dico che li avete abbracciati. Ciao Anna Maria. Oh io. Agrituristi non andate da pirodi, che vi danno da mangiare cose guaste, ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando, antipasti marinari di campagna, gallinelle di mangime semolose, coniglietti del mercato a poco prezzo, non ti danno cose buone e naturali, niente mirto, limoncello, mil di ferro, solo vino contrappato comperato nel mercato, i ravioli sono vuoti, raciditi molto molto, se ti danno maialetto non è sardo ma di orvietto, la salsiccia di pavullo, la bistecca della mucca che impazzì, se vuoi fare le vacanze belle belle, non andate da Pirodi, e boh. Allora vi ricordiamo che stiamo sempre cercando Lalla, perché da quando hanno detto scherzando che Lalla non c'è più, pare che sia veramente scomparsa Lalla, e la stiamo cercando perché l'hanno vista nelle campagne di Burgoso, girando un po' svampita con la testa per aria, che non sapeva dove andare, un po' così. Quindi bisogna che tutti quanti ci diamo da fare per cercare di trovare Lalla, perché Lalla bisogna trovarla. Zuppa di zucchine con le cipolle cotte, come lo faceva Lalla. L'aglio di zucchine che buone che sono, come le faceva Lalla. Il cotechino cotto macinato fino fino lo so fare solamente io, ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai. Col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì, e boh. Ciao Cristina, come stai? Cristina Nonnisi, si legge Nonnis, però è Nonnisi, per noi sardi è Nonnisi. Ciao Mocci. Ciao Mario, Stefano Usai. Come va? Tutto bene? Ti stai divertendo? Buona Pasqua a tutti! Mi raccomando, in gamba tutti quanti, che i tempi stanno cambiando. Lalla è in pineta, non è vero che è in pineta, l'hanno cercata in pineta ma non c'era. Quando Lalla poi è rientrata a casa, che è andata, dice che si è buttata nel letto, ha incominciato a sognare che la rincorreva un granchio. C'era un granchio con un polipo che la rincorrevano e il polipo diceva: se ti prendo coi tentacoli ti faccio vedere io che sono. E correva, scappava. Poi c'era Umugine, e moglie diceva: tu un po' questo, lei correva, ma era un sogno. Infatti mentre correva c'era un'arsella grande, enorme, si è aperta l'arsella e gli ha detto: vieni qua che ti salverò io. Allora l'arsella si è aperta, lei è arrivata lì, è entrata dentro l'arsella e l'arsella si è chiusa, e il polipo è rimasto con i piedi, con i tentacoli agganciati nel guscio dell'arsella, così. E il polipo cercava di gridare, però sott'acqua. Non bisogna mai rincorrere le persone che non deve rincorrere, perché il polipo non deve fare da cattivo. Buona Pasqua a tutti quanti, grazie della buona Pasqua, siamo contenti che ci state dando tanti auguri.
Però intanto speriamo che Lalla venga ritrovata al più presto, perché siamo veramente in attesa di questa ragazza che è sparita. Torniamo a raccontare di Lalla di quando era bambina, che i genitori l'avevano portata all'asilo nido perché era piccolina. La chiamavano non la bambina, la chiamavano la barbina, perché era come una Barbie però piccolina, molto bella, capricciosa, molto capricciosa, da bambina piccola era capricciosa, perché voleva fare sempre cucinare lei, anche da bambina piccolina voleva fare le passasciuttine, voleva fare le frittattine, i minestroncini piccolini. Da bambina che aveva 3 mesi già voleva fare i minestroncini, e la sorella gli diceva stai ferma, e lei diceva no, voglio fare i minestroncini, ma il minestroncino ti dice guarda che ti do 2 sculacciate, mi diceva. Scusate. E allora non gli facevano fare il minestroncino e lei piangeva dispetta, deve fare il minestroncino piccolo, voglio fare il secondino, il secondo piccolo, se lo fai troppo piccolo poi non è neanche non è niente. E lei voleva fare questa cosa qua da bambina piccolina nell'asilo nido, poi cresce e va nell'asilo infantile, dove nell'asilo infantile andava in cucina delle suore perché voleva fare lì i minestroni più grandi, perché era cresciuta. Voglio fare il minestrone, e la suora diceva no, oggi facciamo pasta asciutta, e lei no, voglio fare il minestrone, stai zitta, se no ti mettiamo nella stanza con Maria Pintaura. Maria Pintaura era la strega buona, che però era cattiva, perché le streghe buone, dov'è Lalla? Non lo so, lo stiamo cercando Lalla, e ti mettiamo nella sala assieme a Maria Pintaura. E lei aveva paura, era traumatizzata da questa Maria Pintaura, perché una strega così è inutile che dicano che è buono, poi invece non è buono. Le streghe sono streghe, milioni di milioni, sono così, le streghe sono tante, milioni di milioni. Più streghe ci sono, più milioni diventano loro. E quindi poverina piangeva che non voleva andare nella stanza di Maria Pintaura, però poi era arrivato Fra Piero, che era dei francescani, e Fra Piero aveva aiutato le suore per portarla dentro della stanza di Maria Pintaura. Buona Pasqua anche a voi, grazie della buona Pasqua. Grazie della Pasqua buona, grazie. E quindi lei diceva io nella stanza di Maria Pintaura non ci voglio andare, non voglio andare nella stanza di Maria Pintaura. Gli diceva no, tu devi entrare lì dentro da Maria Pintaura. Fra Piero che spingeva da una parte, Sor Vincenza dall'altra, poi c'era signorina. Allora, abbiamo avuto un'interruzione, so cose che succedono quando capitano, purtroppo è così. Quindi stavamo parlando sempre di Lalla, che poverina, questa storia di Maria Pintaura, che è rimasta, diciamo, scioccata da questa disgrazia, che la stanno cercando nelle campagne di Burgos, a destra, a sinistra, non riescono a trovarla,
però ci stiamo dando da fare tutti quanti, col maresciallo Serpisi, con le forze dell'ordine, dei carabinieri di Serpisi, con chi l'ha visto, e ci stiamo tutti quanti dando da fare per trovare questa povera ragazza che sembra ormai smarrita. Noi ancora cerchiamo. Ciao Marcella, ciao Elena, ciao Enrico, ciao, ciao a tutti, un abbraccio e buona Pasqua. Vi stavo dicendo, ci stiamo dando da fare per trovarla. Mi raccomando, se trovate delle notizie importanti scrivetele sulla pagina, perché noi andiamo a verificare se lei c'è o se non c'è, perché la cosa è molto pericolosa, perché andare a finire nelle campagne di Burgos, dove ci sono questi cinghiali che vanno da una parte all'altra, che si offendono quando gli dici che sei bello, e poi la gallinella scalza, e tutte queste cose qua, bisogna stare molto attenti. Io adesso non faccio altro che salutarvi, farvi tanti auguri di buona Pasqua, e cantiamo insieme zuppa di verdura con le cipolle cotte, come lo faceva Lalla. Dai le zucchine che buone che sono, come lo faceva Lalla. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai col figlio di Pino, si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. E boh! Ciao a tutti, ciao! Ciao Urgufans, un abbraccio a tutti, ai sardi, ai non sardi e anche quelli extraterrestri. Ciao a tutti quanti, ciao!